Inizio dell'anno in un centro vaccinale, sanitari al lavoro, nel lab allestito dall'azienda ospedaliera La Fiera di Padova, così come in altri centri della regione. In Veneto oltre 26.000 le somministrazioni nelle ultime ore, in gran parte addizionali e booster. Il virus con le varianti continua a circolare. Nuovo record, 14.270 casi un giorno in Veneto, con 162.000 tamponi eseguiti tra molecolari e rapidi. Anche l'Omicron in realtà nella popolazione dei vaccinati è assolutamente poco in grado di dare malattia grave, perché dobbiamo ricordarci che i vaccini non uccidono il virus, proteggono le persone dalla malattia grave. Credo che dobbiamo imparare a convivere e il metodo migliore per convivere è vaccinarsi. Sfiorano i 104.000 gli attualmente positivi in Veneto, 12 decessi. Negli ospedali 1.275 i ricoverati nei reparti, calo di 31 pazienti, ma più 6 nelle terapie intensive, con 197 malati Covid. In gran parte sono non vaccinati. Una sanitaria al centro vaccinale a Padova dice: I dati in azienda con i ricoveri testimoniano che questo nostro sacrificio, questo nostro lavoro ha un ritorno e pertanto non è un sacrificio, è il nostro lavoro e lo facciamo con il cuore.